in questa situazione noi ricordiamoci dove eravamo a ottobre, a novembre, a dicembre. Alla domanda serve un'entrata straordinaria per far quadrare i conti, che si fa? La risposta dei cittadini italiani era patrimoniale. Guardate, questo è un sondaggio, il 71% erano favorevoli, il 20% contrari, il 9% non sapeva, l'80% degli elettori di centrosinistra, il 63% degli elettori di centrodestra. Allora, io vi faccio fare questo esercizio. Vi chiedo, vediamo se... Fate finta di essere... Allora, Paolo è il Presidente del Consiglio, io sono il tuo Ministro delle Finanze e loro sono i ministri, i sottosegretari. Dobbiamo insieme trovare la quadra. Vabbè, non importa, ma più o meno tentiamo di trovare cioè dobbiamo pensare, gli italiani dicono che la soluzione è patrimoniale. Bene, andiamo a guardare il patrimonio degli italiani, perché per fare un esercizio pratico ecco, il patrimonio degli italiani è questo qua. Sono dati l'anno scorso a Banca Italia, questo è l'ultimo dato, è il 2011. Il quadratino in rosso che vedete sotto è l'indebitamento, il quadratino celeste sono i beni immobiliari, il patrimonio immobiliare, il quadratino giallo è il patrimonio mobiliare, cioè la parte finanziaria. Come vedete, il totale al netto del rosso sono 8.400 miliardi di euro di attivo. Questo totale della ricchezza degli italiani. Sono questi. Andiamo a vedere dove sono questi 8.400 miliardi. Questa è la torta della parte immobiliare. Qua dentro ci sono 5.400 miliardi. Questa torta sono tutti gli immobili presenti nel nostro territorio. L'83,7% sono abitazioni. Prima, seconda, terza, quarta, sesta, condominio, cioè tutto quello che è abitazione, quindi non è la prima casa è una fettina, perché c'è tutto il resto. Ebbene, l'83,7% del valore, il 4% sono i terreni, il 4,4% sono gli impianti, i macchinari e attrezzature fisse. Voi sapete che all'interno dell'industria ci sono dei macchinari fissi che sono catalogati come patrimonio immobiliare. Il 5,8% sono fabbricati non residenziali, quindi capannoni, attività artigianali, commerciali, eccetera, eccetera. Il 2,1% sono oggetti di valore. Andiamo a vedere qual è la situazione della parte finanziaria. Il 30,2% sono biglietti, monete, depositi bancari e risparmio postale. 30,2%. Questi sono altri 3.400 miliardi. Quindi il 30% sono depositi bancari e depositi di risparmio postale. Anche qua. Solo il fatto che in quei giorni si parlasse che uno dei ministri possibili, non so a cosa, fosse Amato, c'era la coda in banca per andare a prendersi i liquidi, perché c'era la paura di quello che era capitato nel 92. In Lombardia in molti si hanno portato i soldi, quelli lombardi hanno portato i soldi in Svizzera, che in quel periodo non bastavano le cassette di sicurezza delle banche, hanno usato quelle degli alberghi per portare i liquidi. Quindi immaginare di andare su questa fetta qua in un momento di scarsa liquidità come quella che avevamo, credo fosse un problema. Poi abbiamo i titoli pubblici, un 5%. Andiamo là dentro? Beh, se noi aumentiamo i titoli pubblici, se abbiamo il problema di venderli, voi capite che non li vendiamo più. E quindi chi poi ci fornisce la liquidità per pagare stipendi, eccetera. Andiamo sulle riserve tecniche delle assicurazioni? Credo di no. Restava questo quadrato qua. Obbligazioni private, titoli esteri, prestiti cooperative, partecipazioni in società, eccetera, 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 tutta la parte finanziaria che è un altro 43%. In questa situazione facciamo un'operazione qua. Abbiamo fatto, dal 12,50 siamo passati al 20% di tassazione, abbiamo abbassato la tassazione sui depositi bancari dal 27 al 20, abbiamo mantenuto inalterato quella sui titoli e sui depositi postali. Cosa fai?
fai l'operazione qua. No, alla fine fai l'operazione, perché anche qua, vedete, tu puoi fare delle operazioni, possono essere belle da raccontare in bar, stupende, poi alla fine bisogna vedere se ti danno risultati. Faccio l'esempio, in questo ragionamento si è fatto la famosa questione della tassa sulle imbarcazioni, se vi ricordate, bellissima da raccontare, in realtà le barche sono andate in Croazia, quindi abbiamo ottenuto l'effetto per assurdo buono dal punto di vista dell'immagine, ma dal punto di vista dell'entrata, quando la barca ti è andata in Croazia perdi tutto, non è che perdi solo quel poco in più che gli hai messo, ma perdi completamente tutto. Quindi anche qua, vedete, bisogna sempre stare attenti, perché le cose belle da raccontare eccetera, poi in linea teorica funzionano, in linea pratica bisogna sempre stare attenti. Allora dove torni? Torni alla questione immobiliare, e sulla questione immobiliare si è detto questo: questa cosa qua produrrà 9 miliardi in più di quelli che produceva prima. Questo è il quadro, che sono i 9 miliardi di cui vi parlavo prima, e il totale sono 9 rispetto prima cosa produceva l'ICI di prima in termini di effetti per lo Stato, il fatto che davo il contributo al comune eccetera, il fatto che in totale veniva fuori che i 9 miliardi vuol dire che questo tipo di cespite dava 22 meno 9, quindi dava 13 miliardi di entrata in totale. Quest'anno il totale dell'IMU previsto dallo Stato, secondo me, ha previsto un'entrata eccessiva, nel senso che ci troveremo con la sorpresa che entrerà meno di quello che è previsto. Io sono convinto che anche a Fossalta lo Stato abbia sovrastimato il gettito IMU prima casa, almeno, e di conseguenza, avendolo sovrastimato, ti ha ridotto il trasferimento dal fondo di riequilibrio. E quindi a te manca il doppio di quello, cioè la differenza ti manca di più di quello che dovrebbe mancarti, che io spero, 300.000 euro, che io spero che a luglio, fatta la prima rata, troviamo la soluzione per farla quadrare per questo. Allora, si è andati qua, e qua se vedete, quando io faccio un ragionamento, cioè di questa cosa qua, la prima casa, su questi 22 miliardi, in realtà, che è stata quella che è stata esaltata più di tutto, dà pochissimo. Perché dà un gettito di circa 3 miliardi e mezzo, che sono mediamente 150 euro per abitazione. Ma qual è il problema? Il problema è che quei 150 euro non sono sulle spalle di tutti, perché ci sono famiglie che si trovano 1000 euro, ci sono tante famiglie che pagano zero. Nel mio comune il 40% delle famiglie non paga IMU. Perché? Perché le rendite sono basse, tu fai il moltiplicatore più 5% per 160 e metti lo 0,4 e tu non paghi IMU, perché quando poi metti la detrazione dei 200 euro per l'abitazione principale e dei 50 euro per i figli sotto i 26 anni se sono residenti in quel nucleo familiare, e alla fine quello non paga nulla. Mentre cosa succede? Chi ha la rendita alta fa il moltiplicatore più 5% per 160 e alla fine questo si trova a pagare una montagna di IMU, e il fatto che la detrazione sia passata dai 104 euro ai 200 non compensa questa crescita esponenziale. Cosa vuol dire? Che, esempio, i cittadini di Roma pagheranno una barca di IMU, i cittadini di Milano pagheranno una barca di IMU, i cittadini di Martellago non ne pagano tanta, nel senso che mediamente 7.000 famiglie di Martellago, io faccio i conti sul mio comune, pagheranno 600.000 euro di IMU, meno di 100 euro a abitazione, quando di ICI prima casa versavano 1 milione di euro. Ma il problema è che in quei 600.000 ci sono alcuni che pagano tantissimo, alcuni non pagano niente. Chi è che paga tantissimo? Qua è il problema, che bisogna rivedere il catasto. Il problema che paga tantissimo è la lottizzazione nuova, fatta accatastata negli ultimi 10 anni, dove probabilmente ti trovi una famiglia nuova con mutuo e con figli, perché di solito, e dove notoriamente c'è qualche servizio in meno del centro, perché qualche problema in più ce l'hanno rispetto a chi abita in centro, dove le rende catastali sono normalmente, a meno che non abbia fatto ristrutturazione da poco, sono vecchie, molto basse, e normalmente il moltiplicatore non dà. Quindi questo è un primo problema. Il fatto di rivedere il catasto secondo me è fondamentale per fare equità e giustizia, perché se noi dicessimo agli cittadini italiani: guarda, relativamente al fatto che tu hai la prima abitazione, l'abitazione principale, versi 100 euro, 120, 130 di media al tuo comune per la questione relativa ai servizi che ti dà il comune,
Non è un problema, il problema è se questo e poi lo lasci al comune in maniera che il comune ha la possibilità di dire beh, c'è l'anziano, c'è la situazione di un certo tipo, cioè se lo gestisce, no? Perché è chiaro che se un comune va a chiedere l'IMU a una famiglia che sta assistendo, poi trova la soluzione, ma a quel punto devo svincolarti dal patto di stabilità, perché a quel punto puoi dire ai tuoi cittadini ragazzi chi sta bene vi chiedo qualcosa in più perché dobbiamo aiutare questa situazione, chi dice di no? Capite? Questo è allora funziona, autonomia e responsabilità, la sussidiarietà è l'elemento fondamentale che fa funzionare questo paese. Se tu lo ammazzi, non funziona. Tu prima mi dicevi, perché sul resto mi pare che abbiamo risposto, prima mi dicevi la questione relativa ai grandi patrimoni. Io prima, quando ti ho fatto le torte, ti ho fatto capire dove sono i patrimoni degli italiani, là dentro ci sono anche i grandi patrimoni. Allora, su questa questione, quando tu se la prima casa dei 22 da 2,5 miliardi, io l'avrei chiamata neanche IMU, l'avrei chiamata canone municipale, io vorrei staccare la prima casa dalla rendita catastale, perché la prima casa non dà reddito in quanto capitale, però la prima casa in quanto cespite presente nel comune ha bisogno di servizi che il comune deve dare, perché il comune deve garantire che gli spazi pubblici siano a posto, che il verde pubblico sia tagliato, che l'illuminazione. Allora rispetto a questo è giusto che ci sia una certa, non può essere che l'evasore che non ha IRPEF non paghi nulla al suo comune, capite? Con l'IMU qualcosa paga. Il problema è che può essere che questa maledetta IMU con le rendite catastali così, che se quello ha la fortuna di avere la rendita bassa non paga niente neanche ancora. Perché la questione di prima che vi dicevo dei 13 milioni che hanno la rendita bassa, se fossero 13 milioni di poveri, sai felicissimo, è che non è così, può essere anche benissimo il contrario, perché sennò quello potrebbe essere un modo per fare un po' di equità sociale, ma non è così, perché la rendita catastale non è legata. E quindi su questo quello che io voglio dirti è che per quanto ci guardi dentro, anch'io quando ho provato i grandi capitali, ma i grandi capitali sono in particolare immobili. Cioè se tu vai a vedere chi ha grandi proprietà ne paga una barca di soldi quest'anno rispetto all'anno scorso. Allora è poco, aumentiamo di più. Il problema era che se tu invece immaginavi, perché qual è l'idea? Che l'italiano medio ha il pensiero che è sempre l'altro vicino che ha il capitale, lui non ce l'ha mai. Quando abbiamo ragionato sui terreni agricoli, beh quello è patrimonio, però quando hai iniziato a ragionare la questione di alcune attività agricole, ad esempio, anche qua, cioè, un conto è chi ha il campo di mais, che ringraziare Gesù che lo coltivi, visto quello che guadagna, no? Ma altro conto è se là sullo stesso ettaro hai una serra, dove in alcuni casi c'è qualcuno che non fa neanche coltivazione perché fa solo compra-vendita e alla fine paga sul reddito agrario, non paga assolutamente nulla, almeno adesso su quella serra pagherà un po' di IMU, per dire, adesso vi faccio un ragionamento. Allora, dobbiamo metterlo a posto sto paese, per metterlo a posto la peggior cosa è che immaginiamo che la mentalità sia quella del paese di balocchi, ossia che bene o male tutti fino alle porte di casa, poi ci sono sempre i casi sociali, tutto quello che vogliamo, fino alle porte di casa siamo tutti bene o male a posto, poi quando arriviamo sul marciapiede pubblico